Buongiorno per la 14ª puntata di Sardegna Sacra on the road. Buongiorno da Ilaria, Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in Barbagia, ci troviamo nel territorio di Orgosolo e sono in compagnia di Pietro e Tore, guide ambientali escursionistiche di Camineras de Orgosolo. Ci stiamo incamminando verso Montes, alle mie spalle il lago di Olai, e faremo una bella escursione in questo territorio. Tore, ci dai un'anticipazione di cosa faremo oggi? Buongiorno, allora andremo verso il tacco Monte Nuovo San Giovanni, che è un tacco calcareo molto bello e famosissimo. Da lì ci sposteremo poi verso il basso, avvicinandoci verso la leccetta famosa delle Sarvades, primaria, famosissima anche quella, è particolarissima, e poi un giro nei dintorni dove vedremo delle particolarità del nostro territorio che è molto selvaggio, aspro, ma anche visitabile. Grazie Tore. Bene, come vi dicevo, loro organizzano escursioni, trekking, sia escursioni fuoristrada che trekking in questo bellissimo selvaggio territorio. Velocemente vorrei chiedere a Pietro di dirci qualcosa in più su queste escursioni. Le escursioni sono molto varie, partono dai ragazzi alle persone più adulte, sono meno capaci di fare determinate escursioni, però sono molto adattabili anche al tipo di clientela che viene a visitarci. Quindi adesso attraverseremo una parte demaniale del territorio e inizieremo a vedere qualcosa. Bene, grazie. Benissimo, ma ovviamente, come sapete, tutto questo lo vediamo dopo la sigla. Siamo inoltrati nel bosco e siamo quasi arrivati alla nostra prima tappa. Da dove iniziamo? Allora, noi qui in questo momento ci troviamo dove nasce il Sidino, la nostra fonte dove si presume che poi nasce il Sidino, scende fin giù fino a congiungersi poi fino alla grotta di Esi. Da qui faremo una salittina dentro il bosco per salire verso Monte Fumai. Vediamo delle particolarità, alcuni alberi particolari che ci sono, alcuni ricci grandissimi e bellissimi, e poi da lì ci sposteremo verso il nostro obiettivo principale, che è il Monte Nuovo San Giovanni, un tacco calcareo che ci permetterà di dare un'occhiata a 360 gradi su tutto il sopramonte. Allora, siamo davanti a una piccola conca sulla pianta stessa che vengono chiamati tuones, e sono delle riserve d'acqua che venivano sfruttate in pieno sopramonte perché non ci sono acque sorgive, quindi l'unico sistema per trovare acqua era questi accumuli sia nelle piante o sia nella roccia stessa, che vengono definiti presezzos o laos. Quindi erano delle riserve d'acqua vere e proprie per i pastori e per gli animali. Ecco, abbiamo fatto una prima salita, scusate il fiatone, e iniziamo a vedere le prime meraviglie della natura, una
una quercia, insomma un leccio. Un leccio probabilmente anche plurisecolare, possiamo dire. Plurisecolare di sicuro, è una pianta minimo di 300-400 anni. Sono delle piante e iniziamo a vedere gli effetti che si trovano nel sopramonte, cioè si possono trovare delle pietre sopra le rocce carsiche. Questo però è una cosa che non si nota in altri tipi di roccia, perché nel granito non troveremo una pianta sopra ma abbracciata al granito. Nel calcare invece, per il suo tipo di forma di roccia porosa, la radice riesce a trovare degli spazi dove penetrano le radici all'interno, si crea un effetto di peli radicali, si chiamano, e sono quelle che riescono a tenere in vita queste piante, assorbono umidità dall'interno della roccia stessa. Allora Pietro, spiegaci un po' cosa sono queste gabbiette intorno a questi alberi. Questo non è altro che un intervento degli operai forestali in territorio demaniale, dove hanno in pratica rasato alla base la pianta, che alla fine con la continua aggressione degli animali erano diventate dei bonsai, erano piante ventennali, trentennali con un'altezza media di mezzo metro, 1 metro massimo. Quindi qua si sono fatti questi interventi nuovi, tagliando la pianta e proteggendola. Nel giro di pochi anni, 6, 7, 8 anni, abbiamo già delle piante ben sviluppate. Questo capita perché hanno un apparato radicale molto forte, di una pianta già adulta, e quindi sono state spinte subito a creare un albero già in tempo abbastanza rapido. Quindi un bel intervento, ci hanno messo le gabbiette proprio per difenderle dagli animali. Dopo vedremo altri fenomeni comunque durante la passeggiata. Ecco, per chi ci ha seguito ieri abbiamo parlato di erbe, piante officinali e qua le vediamo in natura, piante con diverse proprietà, giusto Pietro? Esatto, qua abbiamo un micro orto botanico in cui abbiamo le principali erbe più diffuse del territorio del Supramonte, partendo dalla Santolina all'Elicrisio, al Teucrum humarum, a un'altra varietà di, noi chiamiamo camedrio, un'erba cicatrizzante. Questa piccola felce che è la cedracca, sono tutte erbe anche officinali. Alcuna, per esempio, il cicatrizzante degli animali tuttora utilizzato a infuso, si utilizza il camedrio, viene fatto in infuso e utilizzato a impacchi perché è un'erba molto cicatrizzante sulle ferite, soprattutto oggi degli animali, prima anche dell'uomo. La Santolina invece era uno sverminante per gli animali stessi, veniva dato forzato agli animali per togliere appunto i problemi delle larve dello stomaco. L'elicrisio, come sappiamo, ha delle essenze di oli essenziali, fanno anche dei prodotti. Il marum, che sono purtroppo adesso meno visibili perché hanno un colore unico, però sono belle da vedere più che altro in primavera quando sono in fiorescenze, perché hanno proprio fiorescenze diverse. Mentre questa piccola felce si chiama cedraca, è una odoradilla, è una felce utilizzata per esempio per le infiammazioni del fegato, quindi anche quelle sono tutte cose che prima i nostri nonni utilizzavano qua in montagna. Proseguendo la nostra camminata e siamo arrivati proprio sotto il Monte Fumai. Esatto, questo è il Monte Fumai. Noi ci ridiamo un pochino su questo nome perché non è un nome nostro, diciamo, perché che è questo qua. È famosissimo per il fatto che qui è stato girato gran parte del film I banditi ad Orgosolo di De Setta, che è stato ultra premiato ed era uno spaccato sulla realtà della vita che si viveva allora nelle nostre montagne, dei pastori che in un niente da pastori onesti diventavano banditi, perché le vicissitudini della vita purtroppo li obbligavano a fare delle scelte che non avrebbero voluto fare ma le facevano. Come vedete questo è un tacco lo stesso bellissimo, particolare, ci sono ancora i segni delle ghiacciate di questi giorni, li vediamo, grazie a Dio. E poi da qui ci sposteremo poi seguendo il sentiero per arrivare al tacco che abbiamo alle nostre spalle, in questo caso lui davanti, che è Monte Nuovo San Giovanni. Dici anche a questo punto il nome in orgolese, visto che non è un nome vostro. Direi che è necessario dirlo, noi lo chiamiamo Maed. Fumai, io ci rido sopra molto perché sembra un participio passato,
però ormai gliel'hanno affibbiato in carta, risulta Fumai e lo chiamano Fumai. Per noi è meglio. Ora, siamo sempre nello stesso punto, ma vi vogliamo far vedere anche le altre cime che possiamo vedere da qui. Allora, le cime che abbiamo dietro di noi, alle nostre spalle, sono parte del territorio di Orgosolo e parte del territorio di Oliena, del Supramonte di Oliena. Le nostre creste, questo è il Tacco San Giovanni, sono intorno ai 1316 metri di altezza. Scendendo verso sinistra iniziano la cordigliera, diciamo, delle nostre creste da Gantinarvu, Sos Uzzoso e Punta Sapruna, che è la nostra punta più alta. Siamo già sui 1400 metri e qualcosa lì. Più avanti ancora vediamo l'inizio del Supramonte di Oliena con la punta Corrasi, la catena del Corrasi, praticamente la punta in primo piano, e l'altra parte sono la punta Carabida che sovrasta il paese di Oliena, tutti intorno ai 1400 metri. Siamo arrivati ai piedi di Monte Novo San Giovanni, come vedete, insomma, una bellissima giornata. Ora ci siamo un pochino scongelati e iniziamo questo percorso a piedi. Andiamo. Avete visto, siamo saliti in cima, una giornata meravigliosa che ci permette di avere una visuale a 360 gradi, quindi ve la faremo vedere in diversi punti. Qui alle mie spalle Gennargentu innevato, giusto? Esatto, Gennargentu innevato con la neve di questi ultimi giorni che si è aumentato quella che già c'era da prima. E poi abbiamo anche i confini con gli altri territori qui vicino che sono Talana e Villagrande. Davanti a noi abbiamo invece i primi contrafforti del Supramonte di Urzulei con la valle di Fennau, la zona di Sarena dove c'è un sito archeologico importantissimo, molto bello e molto visitato. Ora ci siamo spostati dall'altro lato per vedere meglio il Supramonte di Orgosolo. Allora, qui sotto abbiamo tutta gran parte del Supramonte che noi distinguiamo ulteriormente con un'altra definizione, diciamo monti di su e monti di giù. I monti di su sono questi dove noi andremo fra un po'. I monti di giù sono quelli invece che si viene dall'altro sentiero che parte dalla zona di Oliena, a confine con noi, e si risale, si scala il Sarenargio. Da lì praticamente sono i monti di giù che tornano verso questa parte qua. Qui abbiamo tutta la catena delle nostre cime, che abbiamo elencato anche prima, Gantinarvu, Sos Uzos, Aspruna, Lolloine, Lollovè, sono tutte intorno ai 1400, 1300 qualcosa, 1380, quelle cime lì perché sono più o meno, non hanno molta differenza tra di loro. Lì abbiamo molti siti di importanza legata proprio alla vita dei pastori, abbiamo poi anche le zone molto rinomate come Susercone, la famosa dolina da tutti conosciuta che è molto visitata lo stesso e che ci si può accedere in un sentiero abbastanza semplice, non per tutti, però si può fare benissimo con le guide accompagnate perché ti vanno a vedere delle particolarità molto belle arrivando proprio nella zona.
avete visto, la cima è proprio praticamente piatta. Anche prima abbiamo detto infatti che questo è un tacco. Pietro, spiega meglio cosa significa. Allora, i tacchi calcarei sono formazioni carsiche che in questo caso vanno a incontrarsi tra un altopiano vero e proprio carsico e qua dove incontrano un'altra tipologia di roccia. Cioè il tacco calcareo sono, in questo caso ne abbiamo 3 o 4 nel nostro territorio, dove si incrociano appunto al Gennargentu. Poi passati i tacchi calcarei troviamo solo l'ambiente schistogranitico, che è gran parte la composizione del Gennargentu stesso. I tacchi sono rimasti isolati in mezzo a delle conformazioni rocciose di diverso tipo nel fondo, però nel tacco stesso ci sono sempre gli ambienti della calcare, come abbiamo visto prima e vedremo successivamente, nelle zone carsiche come l'ambiente è completamente diverso, nel senso di piante, risorgive d'acqua, perché spesso e volentieri nelle zone carsiche in superficie non si trova acqua, ai piedi dove incontrano, che sono rocce permeabili, le sorgenti riemergono in superficie, come sotto San Giovanni per esempio abbiamo una bellissima sorgente carsica, si chiama una sorgente che si chiama sorgente Sospisanos, lo stesso sul fondale di tutto il sopramonte ricchissimo di sorgenti d'acqua, mentre in superficie, come abbiamo visto prima, gli unici approvvigionamenti d'acqua per le persone viventi nel sopramonte erano o delle conche o delle pozze d'acqua o qualche grotta accessibile in cui si poteva entrare a prendere dell'acqua all'interno. Altrimenti i tacchi calcarei li vediamo, sono definiti tacchi perché appunto sono squadrati, solitamente hanno la parete più esposta agli agenti atmosferici in una posizione verticale dove non cresce neanche vegetazione solitamente, l'altro versante è totalmente diverso perché hanno esposizione a est-sud-est, quindi anche la vegetazione e le piante stesse hanno creato l'ambiente del tacco in questo caso, che non è più parete verticale come San Giovanni vedremo da un punto, l'altro versante non sembra neanche un tacco vero e proprio perché l'ambiente si è adattato al tipo di clima che subisce, ecco. Ora, come vedete a San Giovanni troviamo anche il Sitselis, guardate qua, così e così, il fuoco dall'altra parte, prego, il tavolo pronto, c'è tutto. Potete immaginare, una cima come questa non poteva passare inosservata per gli antichi. Infatti qui sulla cima del Monte Novo San Giovanni abbiamo tracce di frequentazione umana dalla preistoria fino poi all'epoca cristiana, chiaramente ai nostri giorni. Infatti anche il nome stesso, Monte Novo San Giovanni, deriva proprio dalla chiesetta di San Giovanni che un tempo sorgeva qui in cima e di cui adesso praticamente non rimane traccia. Vedete, abbiamo soltanto questo cumulo confuso di pietre, però appunto, come vi dicevo, un occhio attento sa individuare parecchie tracce risalenti ad epoche ben più antiche. Siamo rimessi in moto, ci stiamo dirigendo verso Bado e Seni, ma ci siamo fermati per osservare queste piante che hanno una forma un po' particolare. Pietro, spiegaci un po' perché hanno questa forma. Allora, questo è un effetto della natura che utilizza il bosco per autodifendersi, perché in questo modo riesce a crescere una pianta, nel senso che innanzitutto c'è da dire una particolarità del leccio che diventa spinoso quando è giovane, molti infatti vedono la pianta stessa quando è giovane in questo caso e pensano siano degli agrifogli, invece sono proprio dei lecci che mutano una foglia, mutano la foglia proprio per autodifendersi dalle piante. Poi nel suo sviluppo la pianta, oltre che crescere in altezza, cresce alla base allargandosi fino a un punto in cui l'animale non riesce più ad arrivarci al centro per cimarla e quindi la pianta poi inizia con tutta la sequenza che abbiamo ai nostri lati, vediamo le piante che già sono anche alte.
Però c'è da dire una particolarità, che queste piante sono piante anche che sono pluridecennali, sono piante che hanno anche 50-60 anni in questo modo, perché si vede dal germoglio che generalmente la pianta cresce di 10, 15, 20 cm all'anno. In questo caso cresce di 1/10 il germoglio proprio perché è mangiato continuamente, cioè diventano dei piccoli bonsai. Quindi ecco perché il loro sviluppo è molto lungo, e spesso e volentieri quando si paragona una foresta, quando uno dice quanti anni ha questa pianta, se è davanti a una sorgente, uno dice in 20 anni la pianta è alta 10 metri. Queste piante in 20 anni sono alte sino a 50 cm, quindi anche questo è relativo. E siamo in un punto in cui il bosco giovane, questo, sta invadendo le radure che si erano spogliate secoli fa. Dietro di noi, adesso noi come avanziamo di qualche centinaia di metri, vedremo la foresta primaria, da dove inizia, che si estende fino ad arrivare appunto a Sarvades, che le piante stanno in un inizio di decadimento, proprio perché c'è questa fase di scambio di generazioni. Nelle zone spoglie si ricrea un bosco, nelle zone boscose si ricrea una zona spoglia e poi tutto un ciclo continuo dello sviluppo delle piante. Siamo arrivati all'ovile di Baduesseni e vorrei chiedere a Pietro di raccontarci qualcosa di più su questo ovile, ma anche in generale sugli ovili del Supramonte. Ok, gli ovili del Supramonte erano, come in tutto il Supramonte, sono delle capanne fatte in tronchi e in muretti di pietra in molti casi. In alcuni casi si mettevano solo tronchi, anche che partivano dalla base, e in molti casi si faceva un muro di media altezza circolare, con un'esposizione della porta verso est, la parte più luminosa e più riparata, e in più i tronchi a forma conica proprio per allontanare l'acqua il possibile dall'interno. La differenza da altre zone del territorio sono che nel territorio di Orgosolo le capanne erano utilizzate per isolare le frasche, quindi era più consuo fare la manutenzione periodica, perché le frasche non durano come i tronchi e quindi ogni 6, 7, 8 anni si devono rimettere le frasche a nuovo, mentre negli altri ovili ci possono passare decenni senza fare la manutenzione. Gli ovili erano strutturati, quelli delle persone, e al nostro fianco abbiamo quello per gli animali, che potevano essere per capre, per pecore e per maiali. Non c'erano gli ovili per il bestiame delle mucche, tranne che dei recinti per rinchiuderli, giusto per un controllo del bestiame stesso, mentre gli altri animali dovevano passare in alcuni casi l'inverno nel Supramonte, nelle zone più calde del Supramonte, e quindi necessitavano di una copertura, quindi gli ovili dovevano essere per forza coperti e ben isolati. Allora, come vediamo, se guardiamo in alto, vediamo che i tronchi sono messi in una posizione a intreccio, non c'è una legatura della costruzione dei tronchi. In questo caso manca il focolare, perché questo è un ovile da ripulire, però il focolare solitamente era davanti alla porta. Cos'è? Era un'utilità, perché serviva per facilitare l'uscita del fumo e serviva anche per non far entrare alcuni animali domestici che magari giravano attorno, e quindi era proprio al limitrofo alla porta, e questo serviva appunto per quel motivo principalmente. Siamo sempre a Baduesseni e qua siamo già in area di foresta primaria. Qua alle mie spalle vedete un enorme leccio. Pietro, spiegaci un po' meglio cosa significa foresta primaria e le particolarità di questa foresta. Allora, la foresta primaria significa che è una foresta in cui ha raggiunto la sua fase massima di sviluppo, la fase climax, e quindi sta iniziando un leggero decadimento, cioè leggero o continuo decadimento, con un rimpiazzo ovviamente di bosco naturale stesso. Poi foresta primaria significa anche che l'uomo non è mai intervenuto, nel senso che abbiamo un'area del Supramonte in cui carbonai, tagli per le ferrovie, incendi, in molti casi in qualche punto c'è stato,
però non è mai passato in queste zone di bosco, quindi sono rimaste delle foreste integre da decenni o da plurisecolari, come sono queste piante che raggiungono un'età anche di 400-500 anni, quindi non è difficile trovarne ogni tanto anche più grosse di queste. È una zona molto ampia e dove si possono incontrare delle piante. Adesso fra un po' ne vediamo anche una cava ancora in vita, che si può entrare anche dentro la pianta stessa. Ma in questa meravigliosa foresta non ci sono solo leci. Esatto. Abbiamo anche altre specie come questo Taxus baccata, il tasso, che lo chiamiamo Eni, da qui il nome della zona che prende il nome Zuvado e Seni, perché Zuvado sarebbe il guado che noi praticamente abbiamo passato prima e noi ci troviamo dentro la codula del Seni. Qui praticamente quando ci sono le alluvioni passa un bel po' di acqua che ha cambiato radicalmente anche tutto il percorso della coduletta, che va a finire all'interno della codula grande del Fluminenio. Come vedete questo tasso è diciamo molto danneggiato da una forma di parassitismo che attua un'altra pianta che è l'edera. Vedete nella parte infatti dove più lei manca e lui è molto ancora più verde. Questa parte qua è molto danneggiata dietro perché lei sta succhiando tutto quello che può succhiare e chi a lungo andare lo ristringe, così lo soffoca e lo danneggia. Invece Pietro, spiegaci cosa sono queste sorte di pellettini, fogliettine che crescono sui rami. Questi non sono altro che dei licheni. In questo caso abbiamo questo in biancospino, lì abbiamo l'acero rosso o acero minore, che sono le piante che troviamo in tutto il sopramonte, con anche i frassini, che sono delle piante che sono a foglie caduche. Queste piante infatti le vediamo ancora spoglie perché non hanno ancora germogliato, ovviamente, sono cariche di licheni. Questa varietà di lichene si chiama lichene d'Islanda ed è una pianta parassitaria non dannosa come si pensa spesso. Quando vedono delle piante piene di licheni pensano subito che sono invasive, però non sono dannose alla pianta stessa, solo che sono più vistose nelle piante a foglie caduche anziché nelle piante sempreverdi, perché è una pianta che anche questa ovviamente, come tutte le piante, hanno bisogno della luce per sopravvivere, e quindi ecco perché in questo caso le piante di acero o biancospini, peri selvatici o frassini li possiamo trovare cariche di licheni senza alcun problema per la pianta stessa. Oggi siamo super fortunati perché siamo riusciti a vedere anche i primi boccioli di peonia che si schiuderanno fra qualche mese, verso aprile. Ok, qua siamo arrivati da dove si iniziano i fenomeni carsici. È una piccola grotta che da noi vengono chiamati ospile, nurra, e altri nomi. Erano utilizzati soprattutto vicino agli ovili per conservare alcuni prodotti in modo che durassero un po' di più, come qualche carne fresca, o ottenere un po' dell'acqua fresca anche, quindi sono tutte cose che venivano utilizzate come dei frigoriferi, appunto. Infatti adesso noi vedremo un pezzettino perché non è tanto profonda e vedremo la differenza di temperatura. Oggi all'esterno è molto freddo e qua si sente già un clima un po' più mite. Al contrario d'estate, quando si viene qua, si scende già di qualche metro, sentiamo già uno sbalzo termico molto forte perché le temperature mediamente nelle grotte sono dai 10 ai 15 gradi. In questo caso vediamo un fenomeno di riempimento di detriti, di altri materiali sedimentari che hanno riempito una spaccatura della roccia carsica che si è calcificata. Infatti, se andiamo a vedere, queste rocce sono incollate e poi molto probabilmente qua si è tolto un tappo alla parte bassa e ha esposto le rocce che si sono incollate tra di loro.
perché questo è un fenomeno, vedi anche qua, queste sono rocce che non sono totalmente questo è granito per esempio, e sono tutte rocce che sono state rinchiuse in una spaccatura e si sono calcificate. Bene, siamo quasi arrivati alla fine della puntata e si è fatta ora di pranzo e quindi come potete vedere, baciati da questo splendido sole, adesso faremo un pasto frugale ma comunque tipico. Decisamente tipico, questo è tutto quello che noi troviamo nelle nostre zone. Questa, come vedete, sono un pane particolare di Orgosolo, si chiamano spianate. Questi sono affettati del mio socio Pietro, che oltre a fare la guida fa anche un ultimo allevatore di suini, e fatti quindi direttamente a casa sua come la salsiccia. Questo formaggio ovino che si può anche volendo cucinare, però noi lo mangiamo così, è buono uguale. E poi non può mai mancare il cannonau. Dalle nostre parti questo lo chiamano il nettare degli dei, ognuno gli dà il nome che vuole. Da noi si chiama nettare degli dei e penso che non sbaglino più di tanto. Ecco, abbiamo mangiato, sempre questo sole incredibile, siamo veramente molto felici e grate a Torre Pietro per questa bellissima giornata e insomma, e adesso riprenderete anche a fare escursioni. Sì, noi siamo a disposizione, noi non ci siamo veramente mai fermati, ci hanno fermato gli altri. E quindi noi siamo sempre qua tutto l'anno, se c'è la possibilità andiamo in piccoli gruppi, andiamo in gruppi medi, in gruppi grossi, quindi chi vuol venire, vuol visitare le nostre bellezze ci trova qua ad Orgosolo a vostra disposizione. E cogliamo l'occasione anche di ringraziarvi voi per essersi affidati a noi, di farvi aver fatto un bel giro, di potervi aver mostrato alcune cose che magari non avete ancora visto e alcune che vedrete ancora successivamente. Speriamo di vederci il più possibile. Ecco. Sì. Grazie, ne approfitto anche per ricordare, l'abbiamo detto anche stamattina per chi ci ha seguito, che il 14 marzo insieme a Pietro Ettore faremo una bella escursione in Supramonte di Orgosolo e visiteremo Sasvades, Nuraghe Mereu e Nuraghe Prese Tuttorto, quindi c'è ancora pochissimi posti, se volete potete già prenotare. E siamo arrivati proprio alla fine, quindi io vi do appuntamento sempre domani alle 8 per svelarvi dove saremo per la 15ª puntata. La terza settimana volge al termine, sta passando veramente velocissima. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciateci i vostri commenti perché ci piace, come sapete, ci piace veramente tantissimo leggervi, sapere cosa ne pensate, cosa apprezzate di più, per condividere insieme questo viaggio che stiamo facendo. E ringraziamo tutti quelli che ci seguono e tutte le persone che stanno contribuendo al nostro progetto anche con le donazioni. Vi ricordiamo che per ogni donazione riceverete un voucher di pari valore per partecipare a qualsiasi escursione o viaggio di Sardegna Sacra nel 2021. Bene, ci vediamo domani e vi salutiamo. Ciao! Alla prossima!